Cari amici di Sicilia Magazine, oggi parliamo della pala del fico d'India che abbiamo qua alle nostre spalle, perché dalla buccia della palla si possono ricavare nuovi fattori produttivi. Questo grazie ad Ebio Scart Plus, un progetto innovativo che mira a un'economia circolare e sostenibile. Sentiremo un po' i protagonisti che ci diranno cosa si può fare con questo prodotto qua, che è fantastico nella nostra Sicilia. Ci troviamo in questa meravigliosa location del faro di Capomolini per dare l'avvio al progetto Ebio Scart Plus, che ha il precipuo obiettivo di trasferire un'innovazione scientifica e tecnologica con protagonista ancora una volta il fico d'India, la buccia del fico d'India. Questo scarto noi lo vogliamo trasformare in una opportunità, in un momento di nuova ricchezza, di nuovo valore aggiunto. Come? Noi vogliamo rendere l'imprenditore agricolo artefice del suo destino, ottenendo da questo scarto due nuovi fattori produttivi, un digestato, per meglio dire un compost da utilizzare per i vegetali e un alimento per ruminanti. Il compost che intendiamo realizzare appunto subirà un processo di umificazione, questo avverrà nell'azienda agricola interrante che è a Menfi. Successivamente a questo processo di umificazione, che verrà ovviamente monitorato attraverso la temperatura, dei parametri chimico-fisici, si provvederà a distribuirlo in dei campi sperimentali. Sono esattamente 4 i campi sperimentali: Lentini, Agrisemenzie per l'arancio tarocco, per quanto riguarda i cereali, il frumento con giovani tradizioni siciliane, e poi avremo un campo sperimentale appunto di un fico d'Indieto su Tenuta la Princessa di Santa Maria Licodia. Questo progetto mette in luce un aspetto fondamentale su cui punta Agenda 2030, che è l'economia circolare, ed è una base dalla quale secondo me si può partire per investire anche in altri settori produttivi. Quindi oggi parleremo di fico d'India, però perché no? Potremmo anche utilizzare lo stesso prototipo di progetto su altri settori produttivi. Professore Russo, si parla sempre tanto di marketing, ci vuole spiegare cos'è il neuromarketing in questo progetto? Il neuromarketing è una metodologia che ci permette di studiare quello che le persone non vogliono dirci e non ci possono dire, ovvero la reazione emotiva più istintiva. Lo facciamo con degli elettroencefalogrammi che misurano quelle parti del cervello si attiva quando una persona sta guardando uno spot pubblicitario, quindi è una perfetta radiografia con le neuroscienze dell'efficacia della comunicazione del marketing di un prodotto.